Potrebbe concludersi la settimana prossima la trattativa tra il presidente del club svizzero FC Sion, Christian Constantin, probabile acquirente dell'Akragas Calcio. Dalle indiscrezioni si è passati a una fase di probabile certezza, come anche pubblicato dalla stampa svizzera. Lo stesso Constantin, con alcuni suoi uomini di fiducia, si è fatto vedere ad Agrigento per prendere contatti dettagliati sulla situazione dei conti della società, del parco giocatori e della probabilità che lo stesso imprenditore possa anche fare l'impianto di illuminazione. Ricordiamo che anche l'amministrazione comunale, con il sindaco Filetto in testa, aveva anche avanzato l'ipotesi durante una conferenza stampa con la presenza dell'ingegnere Vitellaro, mostrando il progetto autorizzato dalla sovrintendenza redatto da Mirko Piranio di realizzarlo con fondi del credito sportivo direttamente con la sua amministrazione. Ad oggi tra le ipotesi anche quella che potrebbe essere la nuova proprietà a farlo. Dall'altro lato c'è da registrare la delusione e la sofferenza dei tanti tifosi della città che si è vista privare anche della possibilità di vedere le partite della propria squadra in casa per via del divieto posto dalla Lega Serie C, in quanto la società non ha ottemperato all'obbligo di realizzare l'impianto di illuminazione nonostante le 2 proroghe concesse, e poi la marcia di protesta dei tifosi che rivendicano la voglia di poter eseguire l'Akragas all'Esseneto. Ma tornando al calcio giocato, c'è da registrare attraverso una nota stampa che la Lega ha comunicato lo slittamento del match di campionato tra la Virtus Francavilla e l'Akragas, in programma inizialmente per sabato 11 novembre. La gara verrà disputata domenica 12 novembre alle ore 16:30 allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Intanto l'Akragas è pronta alla sfida di domani sul campo del Forte Trapani, il calcio d'inizio alle 18:30, i biancazzurri in formazione largamente rimaneggiata per via delle assenze di Sepe, Visente e Salvemini, tutti fermati dal giudice sportivo per una giornata. Sentiamo in merito il tecnico Lello Di Napoli. Ma io penso che bisogna non parlare più e fare i fatti. Domani mi aspetto una grande prova di carattere dei miei ragazzi, voglio 22 giocatori che combattono col coltello tra i denti e dobbiamo fare una grande prestazione domani. Ma il Trapani è una delle candidate a vincere il campionato, una squadra costruita per vincere, allenata da un grandissimo allenatore, da giocatori importanti, però noi domani dobbiamo fare una prestazione al di sopra delle righe. Noi domani dobbiamo scendere in campo col coltello tra i denti, anche perché sappiamo che è una partita che i nostri tifosi ci tengono tanto e noi cerchiamo di onorare al massimo questa partita. Non conosco altre medicine, per me il lavoro è alla base di tutto. Ho una squadra che si prodiga in questo e sono convinto che questi ragazzi hanno orgoglio e domani faranno di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi.